Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche. Oggi 1° agosto del 2021 sono stato partecipe di un raduno di A112, auto bianchi A112, e volevo portare a casa questa scena perché insomma a me piace. Sono quelle scene che oggi trovi e poi non trovi più. Il cielo sta minacciando, ha già piovuto abbastanza, però qua appunto si sente sempre qualche rumore di tuono, per cui vecchio Marvin ho detto portiamo a casa questa traccia appunto di stradina. Guardate qua, da questa Abarth, abbastanza direi molto moderna, abbiamo qua questa Panda Trekking 4x4, bella anche questa. Ecco qua che ha partecipato al raduno, è andata dietro alle auto bianchi 112 e così anche lei è protagonista. Però la cosa che mi piaceva di più, guardate qua, il signore che ha protetto questa auto bianchi bianchina familiare, o come la chiamano giardinetta. Mi piaceva appunto la premura, ecco qua, la premura di questa specie di coperta che appunto protegge appunto questa bellissima bianchina qua familiare, Eccola qua, per cui ho detto vecchio Marvin porta a casa questa scena che, ripeto, non è detto che la trovi ancora. Eccola qua, guardate qua questa bianchina appunto con la sua protezione in caso di grandine. La copertina qua c'è, oppure chissà, magari c'è anche il tettuccio con qualche filtrazione, però comunque ragazzi, la premura di questo signore, ecco qua. E con questo, carissimi amici appassionati di auto storiche, appassionati di auto bianchi, abbiamo messo così da parte questa traccia di raduno. Eccolo qua, vediamo questa bellissima 112 qua, poi vediamo un po' se arriva il ragazzo appunto che mi spiega un po' tutte le serie, dato che la 112 ha avuto 7 serie. Ecco qua, Ragazzi, con questo vi saluto, vi ho fatto vedere così traccia appunto artistica. Sta piovendo e niente, insomma è meglio rientrare a questo punto. Saluto un po' tutti gli amici appassionati di A112 e tutti quanti, saluto Max e tutti gli amici del canale. Spettacolo, E poi ragazzi vi faccio vedere così, insomma, questa 500, lascio a voi la parola, insomma 500 direi un po' modernizzata, un po' personalizzata, Ecco qua, ognuno ha i suoi gusti, però eccola qua. Ragazzi, con questo vi saluto, è stato un bel raduno. Salutiamo Carletto il bistecca e tutti gli amici che mi hanno appunto voluto che fossi partecipe a questo raduno, Vediamo se è aperta qua, così no, è chiusa. Ragazzi, vi saluto, sta piovendo, ciao a tutti, spettacolo, alla prossima.